Presentata ufficialmente presso il foyer del Teatro Pirandello la nuova giunta che accompagnerà Michele Sodano nel suo nuovo cammino politico. Sodano ha nominato 8 assessori, assegnando contestualmente le varie deleghe. Ha trattenuto con sé al momento quella del bilancio, turismo, rapporti col Parco della Valle dei Templi. All'avvocato Giovanni Crosso è stato nominato vice sindaco con le deleghe degli affari legali, trasparenza, patrimonio e tributi e rapporti con il Consiglio Comunale. Maria Miccichè, in quota conto corrente, si occuperà di lavori pubblici, manutenzione urbana, edilizia privata, decoro urbano e infrastrutture. L'ingegnere informatico Dario Cipolla, sempre di controcorrente, avrà la delega all'innovazione digitale, al SUAP, alle politiche giovanili, ai sistemi informativi. L'ingegnere Giuseppe Riccobene entra in campo in quota Partito Democratico, che avrà 2 assessori. A Giuseppe Riccobene sono state affidate le deleghe di igiene e sanità pubblica, rapporti con il gestore del servizio idrico, rifiuti e servizi cimiteriali. Mentre Eleonora Sciortino, architetto, avrà la delega di urbanistica, edilizia scolastica, rigenerazione urbana e politiche per il centro storico. In quota Italia Viva, Casa Riformista e Roberta Lala, con le deleghe quella della pari opportunità, politiche per la famiglia, inclusione, immigrazione, tutela degli animali e rapporti con l'associazione e il volontariato. 5 Stelle è presente con l'insegnante Lise Torregrossa, nominata assessore con la delega all'istruzione, alla tutela delle tradizioni popolari, lo sport, i rapporti con le sezioni sportive. Quindi una figura tecnica, si tratta di Umberto Rumolo, già assessore comunale a Favara, con la giunta del Movimento 5 Stelle, laureato in scienze in economia e finanziaria, sono state affidate le deleghe della pianificazione strategica, politiche comunitarie, progettazione fondi strutturali, politiche agricole e sviluppo economico. Si parte ufficialmente, in questi giorni ho lavorato da solo, ma si lavora sempre meglio quando si è in squadra. Allora, con questa squadra confermiamo un metodo che è quello del merito, ogni assessore è maestro dell'area che andrà a governare e in questo senso si agisce con grande sinergia, con grande spirito di squadra, che ci porta ad aprire una stagione di buona politica, di buona amministrazione, in cui appunto oggi io dico non presento 9 assessori, ne presento 8 perché ci siamo tenuti anche uno spazio libero perché c'è una delega molto particolare che è quella del bilancio per cui stiamo cercando un grande professionista, un top player. Io oggi presento 8 sindaci perché insieme a me ci devono essere professionisti in grado veramente di dare una forza, una spinta che questa città oggi necessita. Io in questi primi giorni ho lavorato da solo, come dicevo prima, ho già aperto un tavolo d'emergenza sui rifiuti, sull'acqua, domani sono a Palermo con l'assessore Colliani, abbiamo cercato di mettere mani su una questione delle carte d'identità, abbiamo fatto le prime ordinanze, la sicurezza per quanto riguarda la festività di San Calogero, insomma mi sono reso conto di quello che è il volume del lavoro, ma non vedo l'ora insomma di avere con me appunto questa squadra che possa guidare Agrigento, ripeto, città che ha bisogno probabilmente di una spinta maggiore rispetto a tanti altri comuni. Ho osservato infatti in questi giorni qual è lo stato dell'arte, la situazione appunto della nostra capacità organizzativa. I dipendenti ci sono straordinari, a loro va il mio ringraziamento. Oggi li ho incontrati tutti al Teatro Pirandello ed è stato un momento, lo devo dire, emozionante. Adesso finalmente le figure che insieme a me potranno guidare questa città nei prossimi anni. 2 domande per me, cosa si aspetta dagli assessori e se saranno assessori per 5 anni? Dagli assessori mi aspetto innanzitutto un grande spirito di squadra, ma questo già è previsto perché è un percorso con cui noi arriviamo, che ha visto anche una campagna elettorale in cui per la prima volta forze politiche, schieramenti diversi, ma all'interno della stessa area progressista, hanno voluto lavorare per un metodo, che è un metodo di governo alternativo a quello delle destre.
E in questo senso mi aspetto grande professionalità, mi aspetto rispetto, mi aspetto una gestione da buon padre di famiglia del comune, ecco, con grande lungimiranza e capacità di amministrare il futuro, perché qua chiaramente adesso, e lo dico a tutti gli agrigentini che in questi giorni fra l'altro mi sono stati molto vicini, abbiamo due questioni. La prima è risolvere le grandi emergenze che ci ritroviamo, acqua e rifiuti in primis. La seconda è progettare la città del futuro. Già, e questo lo dico, sono riuscito a fare in modo che tutti i finanziamenti PNRR con scadenza 30 giugno non venissero persi. Abbiamo individuato anche già degli altri finanziamenti importanti, quindi so che essendo collaborato da una squadra così forte, e ve ne presenterò uno per uno, ecco, perché no? Certo, andare avanti fino ai 5 anni, certamente, e questo già l'abbiamo detto, da un metodo di garanzia nei confronti della città ma anche nei confronti dell'amministrazione. Ci sarà una valutazione performance ogni 6 mesi per capire appunto qual è il livello degli obiettivi raggiunti, per capire se c'è qualcosa da aggiustare, perché ripeto, è una nuova forma di politica al servizio del cittadino, per il cittadino.